diceva Natale Salvo, c'è oggi un problema della regione siciliana che deve decidersi a dare una operatività effettiva a questi ambiti, a questi ATO. Nel territorio però locale, in attesa della messa a punto di questi ATO, c'è stato quello che c'è stato, amministrazioni, piccole e medie amministrazioni si sono date da fare affidando in appalto la gestione dei rifiuti, per esempio il caso del comune di Erice che ha la MECO che gestisce come gestisce, quindi ha un netturbino che ferria da solo alla Mempeggio per raccogliere quello che può raccogliere, perché il servizio, siccome c'è bisogno delle palanche per poter gestire, il servizio viene ridotto a condizioni minime, cercando di evitare di fare la malafiora, cioè di raccogliere il raccoglibile con poche persone. La stessa cosa vale per Paceco, per altre amministrazioni che si arrabattano, fermo restando che naturalmente il problema resta. Allora, mentre il Comune di Trapani ha adottato la strada della costituzione da tempo di una società sua, la Trapani Servizi, che lavora attraverso la raccolta e lo smaltimento, gestisce anche l'impianto Belvedere. Ci sono questioni serie che riguardano il funzionamento di questa società e però ecco, l'idea sarebbe nel futuro, piuttosto che pensare a gestione in appalto, l'idea sarebbe quella di prendere una società esistente localmente, farla gestire dalle amministrazioni comunali che potrebbero partecipare, per esempio un territorio con un bacino demografico che è questo, il trapanese con le amministrazioni vicine, potrebbe essere gestito insieme attraverso una unica società di gestione partecipata con l'appoggio delle amministrazioni comunali che ne controllano la trasparenza, l'efficienza, i costi, cercando di ridurre al minimo i costi, perché il punto non è quello di trasformare, come diceva Natale Salvo, la Tarso in via che può rischiare di coincidere con una mazzata vera e propria ai danni dei contribuenti. Si può anche pensare di poter trasformare in modo il più indolore possibile questo passaggio dalla Tarso alla TIA, se c'è un modello di gestione moderno, adeguato, efficiente per la raccolta dei rifiuti solidi urbani insieme alle amministrazioni. Io credo che siamo arrivati a una fase nella quale non è più pensabile che le amministrazioni confinanti si fanno la guerra o la competizione vicendevolmente. Che so, il comune di Trapani fa la guerra a Erice a negare l'acqua, per esempio. Per cui siccome l'acqua è diventato un problema di lotta politica, il comune di Trapani non dà l'acqua, così ci fa fare la malafiora agli amministratori di Erice. Sulla stessa questione dei rifiuti c'è un problema, una difficoltà a dialogare e nel frattempo poi alla fine le conseguenze le paga il cittadino. Si parla in questi giorni delle zanzare che stanno colpendo la notte, specialmente quando la gente dorme, il sonno delle persone. È un fatto grave. Io ricordo negli anni 60-70 c'era la provincia che si occupava della disinfestazione e derattizzazione. Nel mese di aprile-maggio ogni anno assumeva le squadre, c'era un famoso PTT e si interveniva nelle campagne, nei paesi, a tempo, cioè non in piena estate. Proprio in questi 2 giorni fa ho visto il comunicato del comune di Trapani, il quale annuncia che a frazione, a contrade diverse, nel corso dell'estate si interverrà chissà quando, senza uno scadenzario, per la disinfestazione. Non solo il comune di Trapani, ieri scusate cosa sta facendo, meglio ancora, ma per dire che c'è un problema di trascuratezza del problema, l'igiene che dovrebbe essere la prima tutela da assicurare ancora prima di tante altre cose, eppure rischia di cadere, si sta tornando alle malattie del tempo. Voi sapete che c'è la tubercolosi, ci sono una serie di malattie di ritorno che stanno tornando di attualità. Questo perché probabilmente c'è una carenza igienica nella manutenzione dell'ambiente in generale. Poi la gente piglia, ci sono i tumori per esempio a causa di una cattiva gestione dello smaltimento dei rifiuti, le diossine che vengono bruciate così liberamente, che so, l'amianto, l'Eternit che si trova in tanta a destra e a sinistra in qualsiasi ambiente, o ancora addirittura l'amianto viene utilizzato, parliamo dell'Eternit, liberamente nelle case, i contenitori, i famosi
PAC che sono ancora detenute, per le quali ogni cittadino vede. Ecco, queste cose a me sembrava